Buonasera, buonasera a tutti voi che siete qui al Teatro Oriana Fallaci di Ozieri e buonasera, bentrovati agli amici del 13 di Telesardegna che seguono questo speciale di Armonias in Viaggio, un'occasione per andare incontro alle grandi produzioni che raccontano i patrimoni della musica popolare. Voi avete visto che abbiamo aperto con un documento preziosissimo che è un po' l'essenza di questo appuntamento. Si chiama questa manifestazione Feminas in Gara. È come dire, un incontro, un progetto, una produzione voluta dall'Associazione Cantadores a Chiterra, guidata nella presidenza da un personaggio molto importante del mondo del canto a chitarra, Nino Manca, chitarrista, musicista di questo mondo. Ebbene, il Cantadore, quindi questa associazione, ogni anno vuole omaggiare una delle donne, de Sas Feminas in Gara, che hanno contribuito, a tracciare un profondo solco nel campo del canto a chitarra, ma non soltanto, perché poi quando avremo occasione di parlare in modo più approfondito di Rosa Bianco è la protagonista di questo appuntamento annuale. A lei infatti è dedicata tutta la puntata di oggi e tutti i protagonisti, tutti gli ospiti a lei insomma dedicheranno la propria partecipazione. Questo progetto è nato 4 anni fa e proprio l'idea era quella insomma di rendere grazie, di sottolineare l'importanza del mondo femminile nel campo delle gare del canto a chitarra e ha iniziato l'associazione 4 anni fa proprio qui a Ozieri premiando una delle figlie di Ozieri, una che ha cominciato anche il mondo di quello che possiamo chiamare oggi il cantautorato in lingua sarda, cioè Maria Teresa Cau. Poi avanti nel tempo c'è stata la dedica a Giovanna Maria Loddoni, lo scorso anno invece è stata dedicata a un'artista figlia di tutta l'isola, Maria Carta, e quest'anno, come abbiamo visto anche dal documento, dedicata a Rosa Bianco. Questo progetto dell'Associazione Cantadores a Chiterra è sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, al quale va il nostro ringraziamento, intanto in particolare l'assessorato al turismo, artigianato e commercio, l'assessore Franco Cucureddu. Il ringraziamento all'amministrazione comunale, al comune di Ozieri che sostiene direttamente questo importante appuntamento. Ma un ringraziamento, devo dire, lo voglio fare anche al comune di Cargeghe, quindi perché questa manifestazione ha anche altri sviluppi nei territori e uno di questi territori è proprio Cargeghe. E una delle cose interessanti è che si inserisce peraltro questo appuntamento in un respiro molto ampio di questa comunità che ha sempre un fermento culturale molto molto importante. Sono tante le manifestazioni, le iniziative che la città di Ozieri propone ai suoi concittadini e a tutta l'isola, tanto è vero che all'interno di questo progetto c'è anche una manifestazione che si chiama Sudrinte Sant'Andria proprio per questo mese e ogni anno è dedicato a un personaggio e quest'anno è dedicato a Giuseppe Garibaldi, che è stato un deputato di Ozieri. Insomma, questa era un po' la premessa. Tanti ospiti veramente per alimentare insomma questo ricordo, per dare una testimonianza, per offrire un proprio canto. Quindi insomma sarà una serata lunga, intensa, ma estremamente piacevole che condivideremo insomma con voi qui al Teatro Oriana Fallaci, questo spazio molto piacevole, adatto insomma per raccontarvi questo progetto musicale e poi agli amici che ci seguono attraverso il 13 di Telesardegna e in questo speciale di Armonias in Viaggio. Per dare un po' il via, per accendere questo appuntamento, mi piacerebbe proprio farlo con gli amministratori, almeno 2 assessori. Io voglio ringraziare intanto il sindaco che si è speso molto insomma per questa manifestazione, quindi grazie a Marco Peralta, ma vorrei avere se fosse possibile 2 assessori, quello alla cultura Alfonso Pino e alle attività produttive Mario Piras, così con loro parliamo sia insomma di questo appuntamento e poi naturalmente delle altre iniziative sempre per Sudinte Sant'Andria. Intanto buonasera, grazie di tutto questo vostro impegno, mi metto in mezzo così posso girare il microfono. Cominciamo con l'assessore
assessore alla cultura. Ecco, io ho detto, Ozieri è una città che ha questo grande fermento culturale, tante sono le iniziative e profondo è il legame anche col canto sardo, quindi non poteva non essere dedicata a Rosa Bianco questo appuntamento. Grazie a tutti, buonasera. Tanto un'emozione essere qua perché questo è un evento veramente partecipato. Il canto a chitarra per noi è una tradizione immensa che vogliamo portare avanti negli anni e nei secoli, se si potrà. Questo evento stasera è dedicato a una nostra concittadina, la signora Rosa Bianco, che con la sua voce mi raccontano melodica era capace di emozionare chi l'ascoltava. Io volevo ringraziare tutti gli organizzatori, volevo ringraziare i gruppi che partecipano stasera, le cantadores, volevo ringraziare anche e soprattutto i parenti della signora Rosa, l'amico Gianluigi, una piccola chicca, ogni volta che capitava un'uscita la sua prima cosa da fare era andare a salutare la signora Rosa prima di uscire il sabato sera. Le cantadoras portano emozioni per noi e loro si sono districate in un mondo che inizialmente era composto prevalentemente da artisti maschi, quindi per loro penso sia un'emozione come per noi ascoltarle, quindi ringrazio tutti e buon ascolto e buona serata. Grazie. Assessore, invece a proposito delle iniziative, mi piace entrare un attimo in quelle che sono le attività pro Studente Sant'Andria, quest'anno dedicato a Giuseppe Garibaldi, deputato ozierese. Che cosa succederà in queste giornate? Come sono articolati i programmi? Insomma, come lo state vivendo? Allora, Giuseppe Garibaldi è stato il primo deputato di Ozieri eletto nel Consiglio nella circoscrizione di Ozieri nel 1867. Quindi abbiamo deciso di dedicarlo a lui. Si partirà domani mattina con l'inaugurazione della mostra dedicata proprio a Giuseppe Garibaldi presso Palazzo Costi e poi di sera si partirà con la Notte Bianca a Sudrinta e Sant'Andria. Quindi siete pregati di venire, di partecipare tutti. Bene, allora grazie. Noi invece registriamo stasera, che è praticamente il 28 di novembre, andiamo in onda lunedì 1 dicembre alle ore 21 e quindi insomma non faremo in tempo a mandare questo appello, però lo facciamo almeno per i presenti. Grazie agli assessori, grazie infinite. E adesso entriamo, io vorrei avere un leggio qua perché è molto importante, serve nella scena perché voglio iniziare, mi fa piacere iniziare, lo abbiamo condiviso con Nino Manca, abbiamo lavorato molto a questa scaletta e sono molto felice di iniziare con colei che possiamo definire proprio la madrina di questo avvenimento. È un artista che ha lavorato molto e ha dato un contributo molto molto importante nel campo del canto della tradizione, perché proprio da lì è partita ed ha fatto un lavoro veramente che ha dato un impulso importante a partire dalla metà degli anni '80 fino ad oggi, riuscendo a portare quel patrimonio di canto popolare in una chiave anche, come dire, rivisitata, con contenuti poetici sempre molto contemporanei, sempre molto vicini al momento storico in cui si viveva. Per cui questo fenomeno musicale che ha segnato per 40 anni la scena musicale in Sardegna, è andato avanti con la voce, la forza, l'animo di Anna Maria Puggioni. Cara Anna Maria, è con te. Ciao Ottavio. E con te voglio ricordare anche colui che ha fatto coppia fissa, Giovanni Puggioni, che anche lui ha voluto in qualche modo, proprio utilizzando uno strumento diverso da quelli della tradizione, una chitarra ovation, cercando di rielaborare le sonorità, avete fatto questo percorso che ha fatto innamorare i sardi per tanti anni. Grazie Ottavio, intanto io saluto tutti voi presenti e anche naturalmente quelli che a livello televisivo ci seguono. Guarda Ottavio, intanto io porgo a tutti quanti voi da parte di mio fratello tantissimi saluti e un abbraccio grande. Giovanni purtroppo per motivi di salute già da un periodo non può presenziare, ma vi porta tutti nel cuore.
Eh sì, perché avete fatto, tra l'altro partendo proprio dalla tradizione, Anna Maria, voi siete andati avanti per tanti anni all'inizio con voce e chitarra, con quelle ispirazioni di tutte le tipologie del canto popolare, del canto tradizionale, ma poi avete cominciato ad arricchire con le sonorità, le launeddas, altre chitarre, io penso a Orlando Magia, Paolo Zicca, Pinuccio Cosu, cioè è stata una ricerca costante quella vostra. Sì, perché intanto noi siamo cresciuti in una famiglia di cantierini, cantavano tutti a casa, quindi era il periodo del dopoguerra, noi siamo figli del dopoguerra, quindi abbiamo assorbito soprattutto i moduli del canto a chitarra, fa diesis, si bemolle, disisperata, eccetera, no? Però poi quando noi abbiamo iniziato certamente con questi moduli del canto a chitarra, pur non avendo mai fatto delle gare. Però abbiamo sentito la necessità di cambiare i testi e cercare di affrontare le problematiche del momento, le problematiche soprattutto della nostra terra, emigrazione, disoccupazione, rispetto dell'ambiente, tante problematiche per le quali non solo abbiamo fatto uso dei grandi nostri poeti della Sardegna, ma abbiamo avuto anche degli autori che hanno composto per noi, proprio per queste problematiche di cui parlo, i testi che noi abbiamo cantato, ecco. Avete anche, come dire, azzardato in sonorità, con fresi, avete avuto altre, come dire, tipologie di vesti, di suoni, proprio perché la vostra carriera, insomma, è stata così lunga, intensa, 1000 produzioni discografiche, insomma, veramente un progetto infinito. E adesso da questa infinità di canti, che cosa hai estrapolato? Cosa ci porterai dalle tue registrazioni? Allora, guarda, io intanto, se me lo consenti, non so, vorrei fare un riferimento proprio al titolo di Feminas in gara. Certo. Ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare Nino Manca, grande amico e grande chitarrista. Farei un applauso per Nino, perché se lo merita davvero. Dicevo, volevo appunto partire anche dal titolo di questa manifestazione per cercare di spendere una parola, visto anche che la maggior parte di chi si esibisce sul palco è femminile. Vorrei dire qualcosa sulla donna. La donna che secondo me non è un danno, come qualche volta si pensa stupidamente. La donna è una persona che dà. Che cosa dà? Intanto a tutti quanti noi stasera presenti ci ha dato la vita. Una donna che deve essere rispettata, amata, ma non solo la donna, anche l'uomo, perché la responsabilità deve essere reciproca. E allora io dico donna, ma anche uomo in grado di portare avanti con responsabilità e condivisione il proprio ruolo. A queste donne ho voluto dedicare una poesia. Che bello. E allora io ti lascio tutto il palcoscenico perché dopo la poesia ci porterai alcuni tuoi canti e quindi lascio il palco ad Anna Maria Puggioni. Grazie. A sal feminas, un saluto mando a tutti cantas, sal femina de suo mondo intreo, con un pensamento che il cominciare, cadegoro rimas li schelzo dedicare. Salughe chi donzomini ha connotto, babbos e mamma bilisa donata, fino a sa natura si schida di spantata, prosumerà coluraru de sa vita. Sora e sa naschida, no esti stabilita, camere di ogni cosa resta su Signore, e solo a isse anda donzi onore, progussa manna grascia concedita. Suffri sa femina in su partorire, ma non s'arrende zelto a su battire, e appena de su naschidolzu intende su pianto, li passa su dolore di incanto. Minore, manna, bezza o cugiuada, con pago conto a volte al bene irrispettata, ma issa de dare amore a tutto noi si stracca, e puro a volte la tratta anche teracca. Grazie.
preferido a mie e un ugante saluto che so cantare a tie. Sente chi se sai noghe, venni dammi ascoltare una serata allegra, ti che so regalare. Saldos ancora viaghe, si nos assistite un pare con Maria ad abbessire bella sa serenata mia, fino a sa simpudile a par restare in pe, cantendo a nuoresa a muttose in re. A porri de suinu, si non ovra de meu, si prima in camino, cagun saula sicca, non fa che da suonare, e che nasa chitarra, non fa che da cantare. Sardos ancora viaghen, si nos assistite un pare con Maria ad abbessire bella sa serenata mia, fino a sa simpudile a par restare in pe, cantendo a nuoresa a muttose in re. L'isola di Socunata, terra di Petra di Rena, e la mesaldigna amata, loco di gioia e di pena. E la mesaldigna amata, loco di gioia e di pena. Terra chi te sempre amica, si giù tu la mia abbastanza. Terra chi non si smentica, manco con la lontananza. Terra chi non si smentica, manco con la lontananza.
vita nuova dura, dalla barba già l'anglona, dai monti alla pianura, lume corisa abbandona. Dai monti alla pianura, lume corisa abbandona. Dall'ogliastra la trecenta, lume corisi in vola, sare sempre la mesenda, tu Sardigna unica e sola. Sare sempre la mesenda, tu Sardigna unica e sola. Tanto campurato solti, il lume corisi in sarra, e poi di lame molti drommo su la totarra, testimoni amati e cari, se ti oi amici miei, voglio chi li spodi in trei, no de chi ni brinca mari. Testimoni amati e cari, se ti oi amici miei, voglio chi li spodi in trei, no de chi ni brinca mari. Voglio chi li spodi in trei, no de chi ni brinca mari. Voglio chi li spodi in trei, no de chi ni brinca mari. Anna Maria Pugioni, grazie, io ti voglio ringraziare e salutare pensando proprio alle cose che hai sempre detto tu, che il canto è più di una relazione con la voce, ma è cantare con tutta se stessa, quindi col cuore, con la mente, con l'animo. E ogni volta, insomma, noi ascoltiamo questo, una vecchia registrazione, Sì. ma tutta l'anima tua e tutta la tua passione. Guarda, lo sanno tutti che purtroppo una malattia, come capita durante il percorso della nostra vita, può colpirci chiaramente, però arriva anche, soprattutto in quei momenti in cui i nostri percorsi vengono modificati, ma noi non ci dobbiamo lasciare andare, perché non si canta solo con la voce, si canta con la voce del cuore che nessuna malattia potrà mai spegnere. E allora sono convinta infatti che chiunque, ciascuno di noi nella vita è un percorso terreno abbastanza breve, dobbiamo accettarlo, dobbiamo conviverci e cercare di reagire, perché anche chi è su una sedia a rotelle oppure giace in un lettuccio di ospedale, per noi è sempre d'esempio. Contano molto le cure, ma la vicinanza, l'affetto, l'amicizia, una parola di conforto aiutano molto di più.
quindi tutti possiamo essere coinvolti e aiutarci a vicenda quando capitano queste situazioni. Io, grazie. Questo è per te. Grazie. E poi ti vorremmo regalare anche una delle tante pubblicazioni di Filomena Moretti sul valore del canto a chitarra, la musica popolare nella zona del Monte Acuto. Grazie, allora io ringrazio te Ottavio, ringrazio ancora Nino e tutti i suoi collaboratori e poi ringrazio naturalmente e auguro a tutti voi, visto che fra poco più di un mese sarà Natale, che possiate godere insieme alle vostre famiglie in serenità le feste natalizie. A me da Sannoso. Grazie. Scherzo. Grazie Anna Maria. Oh, ecco che bello, insomma, ritrovare Anna Maria e sentire anche, insomma, le sue passioni per la musica, ma anche queste belle e sagge parole, insomma, che ci accompagnano. Allora, Rosa Bianco, io vorrei, insomma, raccontarvi qualcosina di più. Proprio abbiamo cercato di fare proprio un'estrema sintesi per raccontarvi un po' di quella sua relazione, passione col canto a chitarra e non solo, perché tutti quei patrimoni, insomma, dell'animazione paraliturgica, liturgica, i canti dei Gosos, insomma, era un mondo che lei conosceva e alimentava molto molto bene. Allora vi dico che Rosa Bianco nasce a Ozieri da Giovanni Maria Bianco di Ozieri, conosciuto in paese come Granariu, Canarino, per la sua voce melodiosa, e poi da Paola Zou di Nule. E Rosa vive una infanzia felice nelle campagne ozieresi dei nonni paterni e materni. E poi da bambina apprende dal padre proprio il canto tipico ozierese e i giovani imparavano così, ascoltando gli adulti che si esibivano in occasioni liete come ricorrenze familiari, matrimoni, feste religiose. E in una di queste occasioni era il 1939 e in famiglia si festeggiava un matrimonio. Quindi in quella circostanza conobbe un giovane che poi, l'anno dopo, nel 1940, sarebbe diventato suo marito. Lui era Giovanni Polo, il quale, incantato proprio dalla voce melodiosa, chiese in sposa ai genitori proprio Rosa Bianco. Sfortunatamente siamo nel 1940, sfortunatamente scoppiò anche la seconda guerra mondiale che li separò per tutta la durata del conflitto, interrotto solo da sporadiche e brevi licenze. Quel tempo fu una tragedia per il mondo e per la piccola realtà ozierese, con i giovani uomini richiamati al fronte. Questa triste parentesi rafforzò molto la loro unione, che diede vita ad una grande famiglia e per 20 anni vive una vita felice e quando l'occasione, insomma, lo consentiva, cantava esclusivamente per la famiglia e mai in pubblico. Non era infatti una professionista, lei cantava per il piacere di rallegrare chi la ascoltava. Questa è una cosa veramente molto bella e molto importante. Purtroppo però, insomma, la vita le riserva anche, ahimè, delle circostanze drammatiche, perché perde il marito da giovanissima, vittima di un incidente stradale proprio nel 1965. E quindi Rosa deve prendersi cura da sola dei suoi figli. Lavora per il comune di Ozieri e successivamente come collaboratrice presso la scuola media. Insomma, in quel periodo della sua vita si immerge profondamente nel lavoro e il lavoro la emancipa, insomma, le dà una nuova e importante carica, perché riprende anche l'impegno civico vissuto e condiviso con il marito. Infatti nel 1975 viene eletta consigliera comunale a Ozieri per il Partito Comunista Italiano e l'impegno politico praticamente la caratterizzerà per sempre. Lei, coraggiosa ed empatica, con Nanneddu, che era dirigente del Partito Comunista presso la Federazione di Sassari e consigliere provinciale, aveva coltivato valori e principi in difesa dei più deboli e degli ultimi. Gradualmente riprende a cantare, ma in occasioni strettamente familiari, come abbiamo detto, per feste, anniversari, era sempre disponibile, insomma, ad esibire la sua dote. Spesso attendeva l'accompagnamento di una chitarra per allietare le giornate
di feste in famiglia. E viene anche invitata a cantare in occasioni e ricorrenze particolari, spesso per onorare il ricordo di amanti del canto. Infine, ma non per ordine di importanza, attenzione, durante le novene, questa è un'altra parte molto importante della vita di Rosa Biancu nella relazione con la tradizione del canto. Ecco, durante le novene lei non smette mai di decantare la vita e le opere miracolose della Beata Vergine del Rimedio, di San Filippo Neri, della Madonna di Loreto, di Nostra Signora di Monserrato, dei quali conosceva perfettamente le composizioni più antiche, tramandate oralmente e custodite da lei con grande devozione. Il giorno dell'Epifania, i canti dei Sostres Re, che rappresentavano un'occasione speciale per onorare la Sacra Famiglia e per riunire la sua. L'ultima esibizione risale al giugno 2017, in occasione della celebrazione della Vergine di Monserrato. In quella circostanza, sollecitata insomma, dai fedeli, canta volentieri i Gozos antichi, con lo spirito autentico di offrirli alla comunità, come era insomma il suo animo che l'ha caratterizzata per tutta la vita. Ed è mancata all'età di 97 anni, senza mai però perdere l'amore per il canto e per la lingua sarda, che per lei rappresentava la forma più alta della lirica della sua terra. Quindi grazie di tutto questo insegnamento di Rosa Biancu, grazie davvero. Vorrei avere Gianluigi Soggia, se fosse possibile, che è nipote di Rosa Biancu, ma qui, come dire, su questo palcoscenico sale con una duplice veste, perché sia come nipote ma anche come capo di gabinetto dell'assessorato regionale al bilancio e della programmazione. Quindi insomma, grazie intanto per essere qui e grazie per averci permesso di organizzare tutto questo insieme all'associazione di Nino. Sì, grazie. Da questo punto di vista è anche difficile perché devo vestire e svestire due ruoli, quello di nipote e quello di rappresentante istituzionale. Per me però prima di tutto è un piacere portare i saluti del vicepresidente, assessore alla programmazione e bilancio, onorevole Giuseppe Meloni. Sarebbe dovuto essere presente anche qui l'onorevole Franco Cucureddu, assessore al turismo. Abbiamo giustamente sottolineato nell'inizio di questa iniziativa che è stata resa possibile grazie ad un finanziamento dell'assessorato del turismo, ma quello vorrei precisare perché altrimenti vorrei evitare anche dei possibili conflitti di interessi. Non c'è un finanziamento ad hoc, l'associazione Femmina Singara, che ringrazio, partecipa a un bando e grazie a quella che è l'impegno, grazie a quelle che sono le esperienze e le competenze messe in campo dall'associazione è riuscito a ottenere questo contributo e vorrei qua ringraziare il suo presidente Nino Manca per il grande impegno veramente che mette negli anni per queste importanti iniziative. Grazie Nino e grazie ovviamente a nome della nostra intera famiglia, della famiglia di Rosa Biancu per aver dedicato questa edizione appunto a lei. Devo essere sincero, questa per me è la settimana della cultura perché è iniziato qualche giorno fa in questo palco per il prestigioso premio Ozieri, è proseguita a Cargege con la prima edizione Femmina Singara, è proseguita poi a Cagliari per un'iniziativa legata all'obiettivo che ci poniamo come comunità, come Sardegna, di chiedere all'UNESCO il riconoscimento del nostro patrimonio, della civiltà nuragica, a patrimonio dell'intera umanità. E oggi appunto sono qui a parlare anche in questo caso di cultura, perché di questo parliamo, delle nostre radici, della nostra identità e quindi anche del nostro orgoglio di appartenere a questa terra e anche della nostra fortuna di essere nati in questa terra. Io vorrei ringraziare veramente tutte le poetesse, i poeti, le cantadores e cantadoras e i grandi musicisti che oggi si esibiranno, perché loro sono i testimoni di questa cultura, di queste radici, di questa identità. E oggi non faranno solamente spettacolo e in tutte queste occasioni non fanno solamente intrattenimento, ma veramente tramandano quella che è una conoscenza antica e la proiettano nel presente e anche soprattutto nel futuro. Quindi a questo punto di vista grazie sicuramente, è vero, a nome della Regione Sardegna, ma anche grazie semplicemente da sardo. E grazie da ozierese, qua mi sento di ringraziare in particolar modo l'amministrazione comunale perché questa terra, questa città è stata la culla di una grande civiltà, la cosiddetta civiltà di Ozieri, ha dato in Italia grandi personaggi, penso per esempio a Ignazio Mannu che è l'autore della Marsigliese sarda, quello che è stato decretato come l'inno sardo, barones procurare e moderare della tirannia,
ma ha dato anche l'ospitalità ad altri grandi personaggi, come appunto ha ricordato anche l'assessore Piras, ovvero Giuseppe Garibaldi. Quindi da questo punto di vista ringrazio l'amministrazione, l'assessore Pino, insomma tutti coloro che sono oggi presenti, perché dimostrano come Ozieri anche in questo caso sia e continui a essere viva. Da ultimo qua arriva la parte più difficile, quella veramente di nipote. È difficile parlare di una grande donna come Rosa Bianco, come nonna. Ecco, qua vorrei essere anche meno formale. Devo essere sincero, come già detto anche a Cargeghe, mi ha trasmesso la passione per la politica, ma non il dono del canto. Quello lo lasciamo, diciamo, a chi ha qualità maggiori. Però se devo descrivere, ecco, nonna, la devo descrivere come una grande donna, una donna emancipata come appunto l'avete definita, una donna che aveva a cuore veramente gli ultimi, che aveva a cuore le battaglie contro l'ingiustizia e per l'uguaglianza e per la giustizia sociale. In ogni cosa che lei faceva, che lei diceva, in tutta la sua vita metteva questi ideali, questi valori alla sua base, non strettamente politici, proprio di vita e di filosofia di vita. Coniugava quella che era la passione per la politica con la passione per il canto, con la devozione sicuramente religiosa, e io vorrei chiudere qua con un piccolo ricordo. Avete citato l'ultima volta che ha cantato in onore, in occasione della festa della Beata Vergine di Monserrato, era il giorno delle elezioni comunali, io ero candidato e lei come prima cosa ha ovviamente svolto diligentemente il suo dovere di cittadina, ha votato e poi è andata sul Colle di Monserrato a cantare, e ha cantato piena di gioia perché appunto prima di tutto aveva fatto un dovere di cittadina e poi insomma aveva anche esercitato coltivato un suo grande piacere. Grazie veramente per essere qui a nome di tutta la nostra famiglia, grazie per quello che rappresentate e soprattutto anche per chi ci sta seguendo da casa. Auguro una buona serata a tutti. Dottor Soggia, solo un attimino con me perché intanto mi fa piacere chiedere alla regia di mandare un piccolissimo contributo, perché a proposito di questa donna forte, tenace, noi l'abbiamo vista anche nelle fotografie, quando lei mette proprio la scheda nell'urna, la scheda elettorale, abbiamo insomma raccontato anche con un po' di fotografie la vita di Rosa Bianco, ma c'è un particolare, un po' familiare, anche simpatico di questa donna, che adesso vediamo, se mi mandate un attimo il video, la clip, l'RVM 2 bis. Questo è il vino nostro, Buono. ozierese, Ti piace? buonissimo, grazie. Il vino ozierese. Grazie dottor Soggia, grazie infinite. Beh, insomma, bella. Adesso noi invece andiamo avanti con tanti ospiti, perché veramente sarà un alternarsi su questo palcoscenico di tante proposte, dei canti monodici e polifonici del mondo anche femminile, lo abbiamo sottolineato. Questa serata avrà proprio questo percorso, questo tracciato, andrà a ripescare un po' di quei patrimoni del mondo femminile. Noi con molto piacere invitiamo il coro femminile di Tonara, le vorremmo avere, insomma, le donne di questo luogo dell'isola, del paese di Peppino Mereu, di Tonara, che con la direzione di Giovanna De Murtas, che è non soltanto un'etnomusicologa, musicista, direttrice insomma, di diverse corali, insegnante di musica presso il Conservatorio di musica di Canepa di Sassari, insomma, con lei che conosce insomma, questo lavoro del mondo femminile, ha fatto delle ricerche importanti su questi patrimoni, sul canto dei rosari, ma tutti quei canti del mondo femminile in particolare. Allora ecco che ha voluto portarci due perle del prezioso patrimonio che questa associazione, questo coro ha in seno. Intanto un momento di festa. A Tonara ci sono 1000 occasioni insomma, di feste, rassegne, feste popolari, e quindi un ballo tonaresu. E questo è un canto popolare che però ha un'armonizzazione molto raffinata per le 4 voci femminili, e questa armonizzazione
della professoressa Giovanna De Murtas. E poi invece proprio a proposito di Peppino Mereu, questo straordinario poeta, forse uno dei più schietti e sinceri della nostra terra, che purtroppo la vita ce l'ha portato via a soli 29 anni nel 1901, quindi non gli ha dato il tempo di regalarci altre preziosità, ma fra queste c'è anche Signora Maestra, tra le tante cose di Peppino Mereu, che anche in questo caso l'armonizzazione è della direttrice del coro femminile di Tonara, Giovanna De Murtas. Ma ripartiamo da Suballu Tonaresu. Sabuda bianca mia, non porta fino a niente, poi te non mi vuoi da scommettere a primaria. Dilliri 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 di, 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 dilliri 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 di. O mare mia vicina, barata non se ne scomo, noi schimulari no monea, fuoco bonellina. Dilliri dilliri di, sabuta bianca mia, non porta fino a niente, poi te non mi vuoi da scommente a primaria. O mare mia vicina, baranta non se ne scomo, noi schimulari no monea, fuoco bonellina. Sabuta bianca mia, non porta fino a niente, poi te non mi vuoi da scommente a primaria. Dilliri di, dilliri di, dilliri di, dilliri di, dilliri di, dilliri dilliri di. Ballare come ballare, cagiuni e si scappa, su mastruni la sa fatta, la torna da rinnovare. Dilliri di, dilliri dilliri di, dilliri di, dilliri dilliri di. Ballare come ballare, cagiuni e si scappa, su mastruni la sa fatta, la torna da rinnovare. Ballare come ballare, cagiuni e si scappa, su mastrughi la zaffata, la storra da rinnovare. Ballare come ballare, dilliri la si scarpa, su mastrughi la zaffata, dilliri 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 di. Ballare, ballare poi, scasso, ballo su sopposto, canno antes nostro, usa ballare noi. Dilliri dilliri di, balla subitiola, una su coro mi consola, e in braccia s'avocao, ballano di gusti sola. Ballare, ballare poi, scasso, ballo su sopposto, canno antes nostro, usa ballare noi. balla subitiola, un mi consola, e in pratica s'avocao, ballando di consola, di liridi, di liridi, di liridi, di liridi, liridi.
migliora maestra per scriver minestra, noi sconsigliere l'M maiuscola, che bella domanda, minestra e vivanda, scrivetelo con la lettera minuscola. Prendetevi il gesso, maestra permesso, che vado al cesso, sedetevi adesso. Prendetevi il gesso, maestra permesso, che vado al cesso, sedetevi adesso. Bambine mie, date attenzione, parliamo di minestra e minestrone. Attente, guardate, minestra e patate, fagioli insalate, così caffè e latte, sono nomi comuni e quindi si devono scrivere sempre così. Per scrivere cavoli, che furia, che diavoli, andate all'inferno. Prendete il quaderno, la penna, il calamaio, eccetera, e preparatevi a scrivere una lettera. Bambini miei, date attenzione, parliamo di minestra e minestrone. Attente, guardate, minestra e patate, fagioli e insalate, così caffè e latte, sono nomi comuni e quindi si devono scrivere sempre così. Per scrivere cavoli, che furia, che diavoli, andate all'inferno. Prendete il quaderno, la penna, il calamaio, eccetera, e preparatevi a scrivere una lettera. Non fate bordello, facciamo l'appello. Francesca Serpente, Presente. Giuseppa Pignata, Ammalata, Lavina Piliu, Assuriu, Luciana Gasparra, Assaggiarra, Marianna Frisciola, Cussana chi non torna da scuola. La madre l'ha detto anche nel forno che la maestra non capisce un corno. E più steissa, nischi sa vicina, e dai gussu, la manda dall'ina, Il coro femminile di Tonara, diretto da Giovanna De Murtas, grazie infinite Giovanna. E a te vorrei far consegnare, se fosse possibile, da Greta, uno dei libri che abbiamo messo a disposizione di Filomena Moretti, che ti interesserà molto perché insomma attraversa un po' il mondo della chitarra in questo nel territorio del Monte Acuto. Quindi grazie Giovanna, grazie a te e a tutte le voci del coro di Tonara. Grazie mille davvero. Adesso ci sarà giusto il tempo di sistemare un po' il palcoscenico per prepararci alla prossima situazione che vede una scena qui sul palco di un momento molto importante, insomma, che si rifà un po' alle nostre leggende e tradizioni, una sorta di come dire, performance fra teatro e musica. Ma prima di arrivare a questo vi piacerebbe avere sul palcoscenico due protagoniste, perché proprio
alcuni giorni fa su questo palcoscenico qui al Teatro Oriana Fallaci di Ozieri si è svolto un festival molto importante, Festival Viola, che vuole essere insomma con fermezza un momento di riflessione in questa giornata internazionale che si è celebrata contro la violenza sulle donne, contro la violenza femminile, una piaga, ahimè, del nostro paese così terribile che quasi non si riesce a debellare, ma c'è tanto lavoro intorno a queste tematiche e tante associazioni, come per esempio il Centro Antiviolenza Spazio Donna del Plus, che insomma sono molto impegnate, hanno organizzato proprio quella manifestazione, ma tutto l'anno vivono per dare assistenza e per organizzare, insomma, ma lo chiederemo a loro, lo chiederemo a Simonetta Crespi e Elisa Ledda, che prego di raggiungermi sul palco, così insomma ci racconterete voi stessi questo impegno del capo. Mi metto qui in mezzo a voi due, così i tecnici possono preparare la scena e insomma cominciamo con te. Io ho detto il Centro Antiviolenza, un punto di riferimento importante, un lavoro attento non soltanto per dare solidarietà, assistenza e tutto ciò che occorre insomma per le vittime di questi drammatici momenti, ma anche una sensibilizzazione, una formazione di cultura, di coscienza per le comunità. Questo è un po' il vostro lavoro. Sì, diciamo che noi siamo un centro antiviolenza riconosciuto, comunque iscritto all'albo regionale della regione Sardegna, siamo un centro del Plus distretto sanitario di Ozieri e la nostra attività si esplica su due dimensioni. Un servizio specialistico che accoglie donne vittime di violenza, quindi attraverso il supporto psicologico, sociale ed educativo, donne vittime anche di stalking, perché abbiamo anche lo sportello anti-stalking, e poi facciamo tutta un'attività importante nel territorio come prevenzione, sensibilizzazione e informazione. Il Festival Viola che lei ha citato poco fa era proprio un'iniziativa volta a promuovere la cultura del cambiamento e soprattutto per incoraggiare le donne e per informare le donne, per mandare il messaggio che non sono sole, ma nel territorio ci sono dei servizi che possono supportarle, sostenerle, soprattutto nel percorso di fuoriuscita. Quindi questo è il nostro impegno quotidiano. È molto, molto importante, per questo noi tutti siamo grati, e soprattutto come dire, la categoria degli uomini che ahimè è quella che perpetra maggiormente questo tipo di violenza e questo come dire, mi fa sentire veramente molto molto male in quanto categoria appartenente a questo genere, però io spero che il vostro lavoro, spero che insomma la cultura della sensibilizzazione, l'informazione come state facendo voi e anche gli spettacoli, le manifestazioni di denuncia come quelle che avete fatto piano piano possano entrare, scavare e finalmente creare una nuova cultura del rispetto per le donne, per il rispetto delle donne. E fra un po' ci sarà sul palcoscenico il mondo, no? Quello femminile fantastico delle Janas, che ci riporta un po' all'identità della nostra isola. C'è insomma però un rapporto di collaborazione tra voi, Centro Antiviolenza, e anche questa associazione che organizza il tutto, quindi l'associazione Inoghe, Cultura e Spettacolo di Ozieri. Ecco, qual è il rapporto che vi lega, le iniziative che fate insieme? Allora, l'associazione Inoghe Cultura e Spettacolo collabora con noi da tantissimo tempo, oltre al Festival Viola che abbiamo già citato abbiamo fatto tantissime iniziative assieme, diciamo che loro ci supportano nel momento in cui abbiamo bisogno di utilizzare più linguaggi per sensibilizzare. A volte il parlare, cioè mettersi per esempio su questo palco e parlare di violenza di genere non arriva alle persone come arriva invece l'arte, la musica, il teatro, la danza, quindi noi cerchiamo di utilizzare vari linguaggi che ci aiutino ad arrivare a più persone possibile e l'associazione Inoghe in questo caso ci aiuta e ci supporta da tantissimo tempo. Il loro spettacolo stasera è uno spettacolo che parla di identità, che parla di consapevolezze, che parla di conoscenza e che parla anche di storie di autodeterminazione e si lega tantissimo e si sposa tantissimo con quella che è la nostra mission, nel senso che nel momento in cui una donna varca la porta di un centro antiviolenza sta cercando di autodeterminarsi, sta cercando di trovare la propria identità che probabilmente ha perduto nel momento in cui ha iniziato
una relazione violenta, e ogni donna merita in realtà di raccontare la sua storia come la racconteranno stasera le ragazze di Noghe, e merita di essere ascoltata, di essere creduta, di essere supportata in questo percorso di rinascita che è estremamente difficile, lo sappiamo, forse ci vuole tempo a volte per arrivare a riconoscere la violenza subita e a uscire effettivamente da quella che è la violenza subita, ma laddove si trova un servizio come quello del centro antiviolenza che crede in quello che stai facendo e che ti dà un supporto sotto tantissimi punti di vista, le cose succedono e le cose per le donne iniziano a trovare una dimensione che è la dimensione che poi ogni donna decide di dare al resto della sua vita oltre la violenza. Però è importante quello che avete detto, che le donne in questo caso attraverso voi non sono sole, possono andare con fiducia, rivolgersi a voi e finalmente denunciare anche quelle che sono i principi di una violenza che spesso sfociano in tragedia, e sapere che si può contare su qualcuno è molto molto importante e aiuta insomma a uscire da questo guscio drammatico che spesso si crea proprio, ahimè, all'interno dell'ambito familiare. E adesso, come avete detto voi, insomma, in questo lavoro che ha fatto Inoghe, che è molto importante, che ci riporta un po' alle quelle creature mitologiche, insomma, della tradizione popolare sarda. E tra l'altro questa relazione con le Domus, che adesso sono non soltanto il nostro patrimonio, ma sono anche patrimonio UNESCO, quindi questo la dice lunga sulla cultura, sull'aspetto, sul patrimonio identitario e la storia stessa della nostra isola. Ed ecco che Fadas, come si diceva, tra mito e leggenda, ci porta insomma nel teatro, nel canto, nella narrazione, e spesso anche offrendoci dei preziosissimi suggerimenti, consigli, vista la saggezza di queste figure così particolari che spesso non sappiamo neanche come definirle, ma stasera insomma cercheremo di entrare in questo mondo così articolato, sempre visto dal profilo artistico, che è un'altra delle chiavi per entrare dentro questo mondo. Tutto questo è un progetto che ha testi e canti originali di Sara Ledda, che bene conosciamo come artista, cantante, protagonista di questo mondo, la regia e la produzione proprio di Inoghe, con Stefania Bitau, Palazzo Rodi, Anna Rosa Saba, Maria Ledda, Giovanna Maria Marongio, insomma veramente una bella occasione per entrare nel mondo del canto, della narrazione, del teatro, ma soprattutto nei temi così importanti sul quale è bene riflettere. Grazie infinite a voi, accomodatevi in sala e la scena adesso per le Fadas. Accudide! Chi è benzende di Tinedda? A boffa che su contu! E su contu non è faula! Kimbe vada sappo con nottu. E no è faula sa chi intendite. Cadeo sotti Tinedda sa macialza. E pottuide fino a mensa sa cosa, chi sa gente comune non può bidere. Che sa magia, chi ne fa che pesare su pane, e che sa fadasa, chi andano a pasare entro sa domo de rocca, in sopra su nuraghese e su numeda. Issa, te senza prennetta sa tutto. E ha un suo potere per aggiuare so somine, ma via si ottunana e tanto sunde di mire. E siccome voi se zis ancora in duda, come l'aggiamo? E gai la zisa a creere a Titinedda. Venite, fada de ottieri! Miramere tessere, miramere tessere, miramere tessere, miramere tessere, su filu dessa vita, fila fila e trama, mirada mirada, mirada dessa vita, chi l'estra gira è andata, su tempo non si che andata, sighilu in cammino, sighilu, su destino do è su destino, chi sia bene fadato sia sa, onu sia in coro, un coro de oro, chi sia bene fadato
bene fadadu siasa, onu sias in coro, unu coro de oro, chi sia bene fadadu siasa, onu sias in coro, unu coro de oro. Mira mere tessere, mira mere tessere, mira mere tessere. Tessi, tessi, tessidora, nodu, nodu imbolicata, bene vadadu o male vadadu, sa solte tua tenzo in sa mano. A volte penso che il destino abbia il senso dell'umorismo, ma il filo, quello, non ride mai. Tessidora mi chiamano. Io sono la fada del destino, tesso i fili della vita. Ogni filo è una persona, ogni nodo è una scelta, ogni intreccio un incontro. Se il filo è forte, resiste, se è fragile, si spezza. E quando il filo si spezza, l'ora è arrivata. La tua vita è come un filo, se pura posso tesserla, se sincera posso renderla forte. Se vivi con onestà anche nei tuoi errori, il filo si distende, si lascia tessere. Ma se vivi di menzogne e di inganni, se tradisci, distruggi, il filo si assottiglia, si aggroviglia fino a spezzarsi. Non urlo, non affretto. Io attendo, con pazienza attesso. Fili d'oro, d'argento, d'ombra, bene vadadu o male vadadu. Oro e ombra che sia, su vilu, torrà sempre a sa solte sua. Prendetelo, questo è il vostro filo, sta ancora scrivendo. Io sono qui, sempre, tesserò fino all'ultimo respiro. Tessi, tessi, tessidora. Tessi, tessi, tessidora. Nodu, nodu imbolicata. Nodu, nodu imbolicata. Tessi, tessi, tessidora. Tessi, tessi, tessidora. Nodu, nodu. Io sono Marietta, la fada dei bambini, quella che sorride sempre, che osserva tutto e non giudica mai. Nel mio scrigno non ci sono segreti, ma curiosità e desiderio di scoprire ogni cosa. Le lingue, il mondo, le persone, le cose strane, quelle piccolissime che gli adulti non vedono più. Io custodisco lo sguardo pulito dei bambini, quello sguardo che non serve per giudicare, ma per immaginare. E io sono lì quando un bambino inventa una parola nuova. Sono lì quando chiede il perché 5, 10, 100, 1000 volte di fila. Io sono la voce che vi sussurra: non smettere mai di giocare, non smettere mai di sognare, non smettere mai di immaginare. Perché in ogni adulto c'è ancora un bambino che vuole scoprire il mondo. Ogni notte esiste un momento senza nome, un silenzio sospeso, un respiro tra la veglia e il sogno. È lì che io arrivo, lì tra le pieghe del buio, io cammino come una volpe rossa sotto la luna, fugace. Sono Lughe, la fada dei sogni, quella che ti osserva mentre dormi e capisce tutto. Chi sei, bene vadadu, o chi finge di essere, male vadadu. Io custodisco le verità più nascoste, leggo ciò che non osi dire, carpisco i tuoi sogni più profondi, anche quelli che nascondi a te stesso. E se sei pronto, ti aiuto ad accoglierli, a comprenderli, a realizzarli. Io ti guido nei sogni, ti dico la verità. Aiuto solo chi ha il cuore limpido. Io non posso essere invocata, arrivo solo da chi è pronto. Le verità più profonde parlano a voce bassa, camminano piano piano e solo nel buio della notte hanno il coraggio di farsi sentire. Sono Lughe, la fada dei sogni, e se mi incontri, non svegliarti troppo in fretta. Mi chiamo Malvarosa, sono la fada delle erbe. Io parlo con le piante e loro, se le ascolti, rispondono.
E a differenza degli umani, non interrompono mai. Anche le erbe mi parlano, mi dicono: Fada, questi umani che sono allucinanti, questi hanno bisogno di qualcosa di potente. E allora io gli preparo le mie ricette speciali. Per chi risparmia l'acqua, rispetta la natura e saluta gli alberi, bene vadadu chi sia da. Bene vadadu. Vedrete, vi crescerà anche il basilico sul balcone. Per chi butta la plastica nel mare, male vadadu chi sia da. Male vadadu. 3 giorni di ortica sotto i piedi. Io curo anche la testa, il cuore e quel pezzetto di anima che si è perso in questo mondo troppo veloce. Sto preparando un infuso. Questo non si vende, non si compra, si impara vivendo. La la ra 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 la la ra 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 la la ra 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 la ra 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 ra. Cammino da sempre accanto agli uomini. Sono lì ogni volta che una bocca si apre e qualcosa viene detto o taciuto. Io sono l'Aras, la fada della voce. Non ho ali d'oro. La mia magia è fatta di suono, di fiato e di parole. Le parole sono vive, hanno un peso, una forma e una direzione. Possono ferire come spade o curare come le carezze. E voi, com'è la vostra parola quando nasce? Io le sento tutte le vostre parole. Quelle dette con amore, bene vadadasa. E quelle piene di rabbia, male vadadasa. Una voce che canti, un dono. Incanta, crea, guarisce. E dentro un canto esistono voci antiche, memorie, sogni e lacrime diventate luce. La mia ciotola è piena di semi. Ve ne donerò uno, un piccolo seme di voce. Piantatelo dentro di voi e lasciate che nasca solo la parola che vi serve. Una parola di cura, di verità e di coraggio. E ammentate tu, le parole lasciano un segno e ogni voce è un potere senza tempo. Shh, 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 shh. Drommi, 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 drommi, sereno, anninia, anninia. Drommi, drommi, sienda e oro, a duru durule, me un tesoro. Già di ninnata luna bianca e ti cantata su ventighe du. Drommi, drommi, senda e oro, a duru durule, me un tesoro. Drommi, 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 drommi. Mira mere tessere, mira mere tessere, mira mere tessere, mira mere tessere, mira mere tessere. Quasi ho perso il manto. L'ho già andata sì che sono. Vai, Nora, buona. E però come già la crede sa titinedda? Ah? E già a torrare sa fata di autieri. Già a torrare luego. Kimbe. Kimbe vada sappo con no, tu e no fiffaula no.
Che succede? Eccoci qua, siamo accesi. Volevo fare un applauso bello a Sasfadas, Sara Ledda per i testi e i canti originali, la regia e la produzione di Noghe Cultura e Spettacolo con Stefania Vidau, Paola Zoroddu, Anna Rosa Saba, Maria Ledda e Giovanna Maria Marongiu. Adesso passiamo, giusto il tempo di sistemare il palcoscenico anche con microfoni per andare avanti, insomma, con il nostro progetto Feminas in Gara. Lo abbiamo detto più volte, abbiamo sottolineato il mondo delle donne che oggi, insomma, si presenta anche per ricordare questa figura, insomma, di Rosa Bianco, e tutto organizzato, insomma, però dagli uomini, questa volta dall'Associazione Cantadores Achiterra. L'abbiamo detto anche questo più volte, grazie, insomma, al suo presidente Nino Manca, ma anche Gianni Denanni, insomma tutti i componenti di questa associazione. E adesso c'è un momento musicale che ci riporta alla festa popolare del ballo, si chiama Su Concerto Antigu, e questo progetto nasce a Gavoi ed è molto importante perché è proprio tutto al femminile anche questo, ed è interessante perché ci riporta nelle loro performance, nei loro concerti molto del patrimonio di Gavoi, che voi insomma sappiamo che tutti, che durante il carnevale tutti i gavoesi vengono, come dire, coinvolti in questa festa collettiva popolare, questo ballo collettivo, tutti suonano il tamburo, hanno uno strumento musicale e si uniscono, insomma, nella festa popolare. Ma Su Concerto Antigu non guarda soltanto verso Gavoi, tanto è vero che due protagoniste, intanto la fondatrice di Gavoi, Miriam Costeri, una famiglia, insomma, di musicisti a Gavoi molto impegnati, insomma, su questo aspetto della musica, e appunto Miriam Costeri di Gavoi, e così come di Gavoi colei che suona su Tumbarino, Melania Monni. Invece si allarga, insomma, la partecipazione con Melissa Raffo, che suonerà la chitarra e la voce, lei è di Maracalagonis, quindi siamo nel pieno Campidano di Cagliari. Poi si sale un pochino ad Ardauli, dove troviamo Valentina Fais che suonerà su Triangolo. E loro ci portano, insomma, un ballo che è perfetto per questi diversi luoghi di provenienza, perché su Ballittu è un ballo che possiamo definire di diffusione regionale, con tutte le caratterizzazioni dei luoghi, ma quindi noi vedremo come Su Concerto Antigu lo interpreterà, ecco, così lo possiamo anche salutare con il nostro applauso. Chiedo ai tecnici di sistemare, di cablare, insomma, i vari strumenti musicali, così con loro entriamo, insomma, in questa dinamica del ballo cantato, della festa, anche se solo per pochi minuti. Anche loro ci faranno una sintesi soltanto col Ballittu, perché davvero loro portano in scena, come vi ho detto, tutti i balli di Gavoi, ma poi tutti i balli di tutto il territorio regionale, insomma, con questa formazione. Grazie Gianluca, tutto è pronto e quindi ascoltiamo con piacere le donne del Su Concerto Antigu.
momento piacevolissimo, abbiamo vissuto con loro, con le ragazze del suo concerto antico. Grazie anche per aver rispettato perfettamente i tempi. Quindi, allora Miriam, consegniamo il ricordo, insomma, con questo libro per tutto il quartetto. Quindi Miriam Costeri col suo organetto, ma su concerto antico comprende Melissa Raffo, chitarra e voce, grazie, Valentina Fais su triangolo e ancora su tumbarino Melania Monni, grazie ragazze, grazie infinite. Oh, bene. Sono sempre molto impegnate nella musica. E adesso c'è un ospite per me molto importante, perché noi stiamo celebrando Rosa Bianco, che fa parte, insomma, di questo mondo che ha contribuito, del canto, che ha contribuito allo sviluppo, alla divulgazione o comunque alla sensibilizzazione, alla manifestazione della passione vera, insomma, verso questa pratica. E devo dire che l'associazione culturale Deris Oe Crasa, rappresentata da Vittorio Cau, sta facendo un lavoro molto importante. Noi vogliamo, insomma, chiedergli qualcosa in merito, perché stanno anche loro celebrando Solmannos de su passato, quindi tutti i grandi protagonisti di questo mondo che hanno caratterizzato proprio l'evoluzione della gara del canto a chitarra. E una delle cose belle che mi piacciono molto di questo lavoro è che questa mostra non è soltanto meramente fotografica, ma racconta delle storie, racconta proprio un percorso, e ogni fotografia ha un suo senso, ha un suo significato profondo, un racconto. E io chiedo a Vittorio Cau, se mi vuole raggiungere un attimo qui, con piacere, caro Vittorio, di raccontarci, insomma, qualcosa di più di questo vostro lavoro, e chiedo anche alla regia se può intanto, mentre noi parliamo, mandare in onda qualche fotografia. Buonasera Vittorio. Allora, eccoci qua, questi Solmannos de su passato, ecco, che stiamo vedendo. Io ho detto, già l'idea di avere delle fotografie che raccontano delle storie, qualcuno che può fare questa narrazione, è importante, perché permette di entrare dentro, non soltanto dal punto di vista temporale, ma anche come si usava a vivere allora questa relazione col canto logudorese. Diciamo che è stata un'idea, un progetto che è nato con delle persone che siamo andate in pensione. L'unico che ancora non lo sono io, però gli altri membri dell'associazione sono tutti gente che ha trovato un attimo e vuole trovare un attimo per andare a riscoprire le radici. Il nome della nostra associazione, Derisi Oe Crasa, significa partire da quelle radici per poi arrivare al futuro e continuare a conservare queste tradizioni. La nostra idea è stata quella, la prima, la fotografia, la mostra. È importante la parola, è importante il coso, però riconoscere anche i protagonisti e andare a vedere cosa hanno fatto, perché in queste foto ce n'è una in particolare che a noi come associazione piace, cioè una chitarra, Ignazio Secchi, che si è costruito la sua chitarra all'inizio in quegli anni. La chitarra sarda è lo strumento musicale che accompagna il canto, però i nostri cantatori nel tempo se l'hanno questo strumento anche adeguato. Prova ne sia che uno degli ultimi anche che hanno perfezionato questo strumento, le Cavizza, lo hanno adeguato, e oggi questo strumento musicale, che è solo nostro, della Sardegna, che accompagna questo canto sardo, può diventare anche uno strumento di lavoro per costruirlo e di sviluppo per le nuove generazioni e per questo. Così che una delle pecche in questa mostra è che, l'ho detto a Cargeghe, non ci sono le figure femminili ancora, che non abbiamo trovato foto di donne che cantano in palco in una gara vera e propria e così via. Le stiamo cercando e faremo in modo di chiudere il cerchio.
bisogna colmare assolutamente questo gap. Grazie e complimenti anche per il tuo impegno, non soltanto in questa attività, ma da tanti anni tu curi concorsi di poesia, insomma sei sempre impegnato sulla lingua sarda, sull'aspetto letterario, quindi grazie per tutto quello che fate. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie Vittorio. Oh che bello, guardate, potete proseguire l'applauso così Smassajeddas di San Nicolò d'Arcidano possiamo salutare, dalle più giovani fino alle donne adulte, è tutto un mondo, tutta una famiglia insomma che appartiene a questo mondo della relazione col ballo popolare, con gli abiti della loro località. E questa associazione di San Nicolò d'Arcidano, il gruppo arcidanese, propone nel suo spettacolo tutta una serie di racconti, perché non c'è soltanto il ballo, ma ci sono proprio dei rituali che loro preparano, insomma c'è sempre un po' di ricerca intorno a questa attività. E non si occupano soltanto del ballo dell'area del Campidano di Oristano, ma spesso hanno, come stasera, delle collaborazioni con diversi musicisti che adesso vi menzionerò e quindi tutti gli appassionati del canto sardo conoscono bene, proprio per ampliare il discorso e quindi interpretare dei suoni non soltanto della loro area ma proprio del territorio più regionale. In questo caso c'è un forte richiamo all'area del Logudoro, perché sarà un ballo cantato, un ballito cantato, quindi anche in questo caso la diffusione regionale e i personaggi che vediamo già inquadrati sono i protagonisti del canto, con la voce di Tino Bazzoni. Buonasera Tino. Una meravigliosa chitarra e di un caro amico che insomma da tutta la vita sta dietro questo strumento ad elargire sonorità nelle gare e non solo, Tore Mazzao. E poi c'è una famiglia in questi strumenti aerofoni che sono arrivati in Sardegna, l'organetto diatonico, la fisarmonica, quella cromatica, quella semidiatonica, insomma tutti questi strumenti musicali nella famiglia Caddeo sono da sempre insomma elementi di relazione col mondo della musica, e chi segue insomma questa tradizione e la segue molto bene insomma da musicista oltre che solo da organettista per questa circostanza è Alberto Caddeo. E allora questo trio ci proporrà, insomma, tanto per ritornare al discorso un po' del canto più ampio dell'area settentrionale dell'isola, alcuni muttos e poi subito Zirada Ballu con questo ballito cantato e le donne dell'associazione Smassajeddas, dell'associazione di San Nicolò Arcidano, provvederanno insomma a entrare nel cerchio del ballo. Esa sala è piena, già sente tutta in festa, già serata è cominciata, esa sala è piena, e a presto già mirata, dai gusta senti onesta, simpatica e amena, già sente tutta in festa, simpatica e amena, e a presto già mirata, dai gusta senti onesta, già serata è cominciata, dai gusta senti onesta, simpatica e amena, che a presto già sì, non l'abbiamo fatto prima, sì, non l'abbiamo fatto prima, no, è mai troppo tardi, no, è mai troppo tardi. Fantasia ballo sardo, e cantare in sardarima, e cantare in sardarima. Sì, non l'abbiamo fatto prima, sì, non l'abbiamo fatto prima, no, è mai troppo tardi, no, è mai troppo tardi, no, è mai troppo tardi. Fantasia ballo sardo, e cantare in sardarima, su, dimmi che
balla che Santa Teresa de ori stanno da cantetto de ori stanno da cantetto dai su monte pastoretto fa la piglia che la tresa fa la piglia che la tresa fa la piglia che la tresa balla che Santa Teresa de ori stanno da cantetto de ori stanno da cantetto a su Grazie. E allora, di San Nicolò Recidano, grazie a tutte loro, grazie a Tino Bazzoni, grazie a Alberto Caddeo e grazie a Tore Mazzau, che con te ci rivedremo dopo, perché dovrei ancora offrirci dei suoni. Avete un po' di musica per far uscire, anche solo con l'organetto, giusto per accompagnare nell'uscita il gruppo, dai. Grazie. Allora Tore, con te ci vediamo dopo, voi invece potete anche uscire se volete, tanto io chiedo alla squadra tecnica, così approfitto insomma per ringraziare Giacomo a nome di tutta la squadra tecnica audio e luci, voglio ringraziare Roberto per quanto riguarda invece l'aspetto legato al LED-wall, Nicola per salutare e ringraziare tutta la squadra video che sta lavorando e che registra, come vi ho detto, oggi ma andremo in onda lunedì 1° dicembre alle 21 su Tele Sardegna e racconteremo insomma di questa bella serata qui a Ozieri al Teatro Oriana Fallaci per ricordare Rosa Bianco, ammentande Rosa Bianco in questa occasione di Femmina Zingara. A proposito di Femmina Zingara, una artista che insomma è stata fra le grandi protagoniste del mondo della gara, insomma con grande carattere oltre che insomma con personalità, voce, temperamento che noi conosciamo, si è sempre imposta ed ha avuto un ruolo importante nel mondo delle gare, confrontandosi direttamente insomma con gli uomini, cantadores, e lei insomma ha fatto un percorso molto importante, ha tracciato insomma un lungo solco in questo segmento del canto a chitarra e poi ha fatto anche una ulteriore scelta, sempre mantenendo però il rapporto col mondo delle gare, però insomma ha cominciato a entrare
nel mondo della canzone d'autore, nelle rielaborazioni musicali. Lei stessa è autrice di molti dei suoi canti e anche lei ha avuto occasione, insomma, di coinvolgere tanti musicisti per proporre il suo spettacolo che da tanti anni, insomma, condivide con i sardi e con gli appassionati. Insomma, stiamo parlando di Franca Pinna e la vorrei avere qui subito con me. Cara Franca, buonasera. E a proposito, Franca, intanto puoi prendere direttamente questo microfono, insomma, così, insomma, chiacchieriamo un attimo, perché a proposito di ricordi, Franca Pinna, insomma, chi ama il canto sardo la conosce bene e sa che è figlia d'arte, perché Nanni Pinna è stato un grande protagonista di questo mondo, e tra l'altro, questo lo dico soprattutto a chi ci segue da casa su Tele Sardegna, perché la prossima settimana, esattamente lunedì 8, saremo in diretta da Oschiri per raccontarvi la serata dedicata proprio a Nanni Pinna, e quindi sarà una serata proprio tutta all'insegna del canto sardo. Ma insomma, questo è fra una settimana. Adesso veniamo a noi. Che piacere ritrovarti qui. Insomma, qui sei di casa, praticamente tutte le edizioni non poteva mancare, insomma, la tua figura. È un piacere anche per me, e questo lo dobbiamo alla Regione Sarda, che ci dà la possibilità di far conoscere il nostro bel canto. E un ringraziamento lo voglio fare al presidente dell'Associazione Culturale Nino Manca, il collega Nino Manca, che attraverso appunto questi personaggi tutti gli anni ce ne fa conoscere uno, e questa sera siamo qui appunto a festeggiare a Zia Rosa Bianco, una voce autentica del folklore sardo ed esugantu a Sotieresa, e ne vado veramente orgogliosa, perché noi donne stiamo spaziando, come ha detto Vittorio, tempi addietro la donna sul palco era difficile vederla, però grazie a Maria Rosa, appunto a Zia Rosa, ad altre artiste che ci hanno preceduto, ci hanno lasciato questo ricco patrimonio, e noi lo stiamo continuando a portare avanti. Ecco. Bene. Grazie. Allora, Franca, anche per te, insomma, hai un cassetto pieno di canzoni, perché è una vita, insomma, che stai attraversando in questo mondo e questa scena musicale dell'isola. Stasera ci hai portato due cose. Intanto Zona Chitarra, e questo è di un autore di Oschiri, vero? Sì, è un autore. Il tema dell'emigrazione, sì, mi pare, Mimmo la nostalgia. Bua. E siccome è sempre un tema attuale, mi piace portarlo a conoscenza del pubblico. Lui l'ha voluto intitolare Zona Chitarra sulle note di una famosa canzone corsa Solenzara. E poi invece c'è una cosa tutta tua, S'anima mia canta, e qui insomma invece è un'esplosione di gioia, un inno alla vita, no? Esatto, siccome in quel periodo che ho scritto questa canzone tutto il mondo stava attraversando appunto un brutto periodo, e io ho voluto far cantare la mia anima, farla giocare, ballare, sognare, insomma. Ed è un inno alla gioia, ecco. Perciò quando vi sentite tristi e sconsolati, cantate S'anima mia canta. E allora ascoltiamolo insieme. Quando penso a vita mia, che potevi tu lasciare, tranquilla essa nostalgia è una oche che mi chiama e mi invita a tornare, e tu andando in cusaia mi la deve salutare. E osino che in terra anzena in coro a buona pena che non mi lascia da mai. Suona chitarra, o casanotta più spreziosa, pro gusta terra, chi non
dimenticare mai. Chi terra suona, che il suo cantare a pochi piena, ma in terra anzena, su tempo no che passa mai, una balca in mezzo a arenas, chi non può navigare, confidato ma d'una pena che retrunca le catena, prodorrare in alto mare, quando inizia tempesta e si pesa da suento, rosa balca e storra festa e il finito su tormento può tornare a sumare. Suona chitarra, o casa notte più spreziosa, robusta terra, chi non fa il menticare mai. Chi terra suona, che il suo cantare a pochi piena, ma in terra anzena, su tempo il no che passa mai. Chi terra suona, che il suo cantare a pochi piena, ca in terra anzena, su tempo il no che passa mai. Grazie. Abbaito su sole, pare di intremare, colore sa meno si noiol ma pare, e con sa mente li sto a colorare, s'anima mia mi fa che sognare, colorosa vita di tramonte e mare, abbaito e coloro tutto su chi m'appare, su coro e sa mente mi fa che ne sognare, s'anima mia mi fa che cantare, e si su mondo che rimus cambiare, comincia due puro a colorare, come cantamos un pare questa melodia mia, s'anima mia cantata, s'anima mia ballata, s'anima mia giocata, s'anima mia sognata. Cambiamo su mondo con uno pinzello, pintiamo su mare, su che lo più il bello, dai serra so soio, pro a immaginare, un arco de gelo, dai terra su mare, stasera più bella, sono sempre stellata, e in buon umore la siamo scambiata, in saria si intende di una melodia, su un suono antico de terra natia, si sa fida che rimus cambiare, comincia due puro a colorare, come cantamos un pare questa melodia mia.
Per Franca Pinna non solo l'applauso ma anche un ricordo di questa serata. Grazie mille, grazie a Franca Pinna. Adesso ancora una volta insomma, l'allestimento del palco per uno spazio molto importante che si rifà a quella che è la grande tradizione della poesia estemporanea, di improvvisazione, su Canto a Bo, Luis Ottadas, e quindi è uno spazio molto importante per noi perché ovviamente non ci sarà la possibilità di esprimere un tema, di fare una vera e propria gara, ma invece entreremo comunque nella dinamica dell'improvvisazione con alcune ottave espresse a tema libero che certamente i poeti avranno occasione anche di entrare in qualche modo in quello che è il senso più profondo di questa serata che mette in scena insomma i patrimoni del nostro canto, ma anche il ricordo di Rosa Bianco, una figlia di questa comunità, di questa città di Ozieri, che ha dato quel suo contributo al mondo appunto del canto popolare, non soltanto del canto a chitarra, ma anche, come abbiamo visto nella lettura insomma della sua breve bio, che abbiamo proposto, anche insomma un impegno nel patrimonio dei canti devozionali. E questo spazio che, come vedete, insomma si sta allestendo con un piccolo tavolo per citare un po' quella che è poi la gara vera e propria poetica logudorese a Ottadas. Noi abbiamo due di questi protagonisti di questo mondo, due poeti improvvisatori, sono Celestino Mureddu e Salvatore Scanu, che io vorrei avere subito qui sul palco, intanto ringraziandoli con un applauso di tutto il pubblico e col piacere di avervi qui, perché insomma avere sempre poeti improvvisatori è un grande privilegio, un grande piacere per noi. Insomma siamo molto felici di ascoltarvi con anche un po' di invidia, perché è così difficile questa vostra possibilità della improvvisazione a Ottadas, e quindi grazie per il vostro impegno, la vostra partecipazione. Vi prego di accomodarvi e con voi ci sarà, come vuole insomma la tradizione della poesia di improvvisazione, il tenore, in questo caso su un sono de Santo Ioanni de Tiesi, ma sono i giovani, accomodatevi pure da questa parte, sono i giovanissimi che stanno prendendo insomma anche loro questa tradizione di questo luogo del Logudoro, Coros, Meilogu, insomma di quel territorio della Sardegna dove c'è questa tradizione del canto a Cunsonu, e loro sono Giuseppe Ola, Mario Cossu e Antonio Porcheddu. Purtroppo avranno pochissimo tempo, ma insomma in questo breve spazio temporale sono sicuro che ci porteranno insomma quella ricchezza, quella poesia così alta, improvvisata a Ottadas dai nostri poeti Celestino Mureddu e Salvatore Scanu. Data precisa stabilità benzo contento agusta sede digna a una festa rara da tu vita con chiesa virtude ad inconsigna casa in Dio e riunita a mezzus armonia e sa Sardegna Deo ringraziende tanto onore, saluta tutto con fraterno amore. Bimba, mira, bimba. Otieri brome Natale terra. Bimba. Caso nascido in questa cittadella,
bimba. Magunsa Lara Saberi e Serra Dottieria Mentamus un'istella Bimba. Rosa bianco gumbo che bella a divertido cantende a chi terra Bimba. Como gigante d'inseternidade saludo brossa sarda identidade Bimba, mira, bimba. fatto compia che s'arrivida Bimba. probos cantare calchi poesia Bimba. a vide custa gente riunida mi viene a su coro de allegria Bimba. in Sadie 28 e Sant'Andria in che navura zero a fine guida Bimba. rendi di onore a sa virtù rara chi s'han fatto usar femmina singara Bimba, mira, bimba. Medas que rosas han fatto meritos, sa gente isculta iada maiada. Bimba. Materas proas puru da duada, pensende a doveres e diritos. Bimba. De políticas este interesada e ha pensado brosos poveritos. Bimba. E ha mulbido incustad dimora chi vide in uburu intendidora. Bimba, mira, bimba. Oh gentile, oh sieri, deves credere Bimba. che onaro su giusto, giaro e franco. Bimba. Con sa virtude chi denso in podere de su dovere buono bene manco. Bimba. Caso venido va che su dovere prova a mentare a rosa bianco. Bimba. Per rimar bella devo nere in fua progusta onorata fizza tua. Bimba, mara, bimba. Ma ottieri el me da famosa in su cantare a sempre da durezza. Bimba. Tia rosa ia vidi curiosa pia da gudo schisi l'hanno intesa. Bimba. Camustentu buru a Maria Rosa e camustentu a Maria Teresa. Bimba. E in poesia mulfama in sastru con cubeddu con moritu e con pirastru. Bimba, mara, bimba. A cominciato da esaurora. Bimba.
che attonava meraviglia. Bimba! In sordi divertimento spopuntiglia, in pratichi da insarte canora. Bimba! Ma non fu solo rosa cantadora, vid una buona mamma de famiglia. Bimba! Dunque merita doppia una corona, che cantadora è che mamma una. Bimba, bimba. Già esta berugi vi meraviglia, cada lentunda ia di abbondanza. Bimba! Daia giovane da ogni speranza, ma su destino la posto buntiglia. Bimba! Giovana è restata in vedovanza e ha devido comprire sa famiglia. Bimba! Ma voi più innanti con incanto se storra dedicata a broscio canto. Bimba! Bimba! Concorsa, oh che bella, armoniosa. Bimba! La vaghia d'intendere s'armonia. Bimba! Ma vi fina sa una mamma amorosa e desadomone sta lughe ghia. Bimba! Mi pare chi l'intende a tia rosa, che intende a sorfizzo sanninia. Bimba! E drommi di stimato figlio mio, con Maria so santo secundeo. Bimba! Bimba! Mattia rosa nosa nadu ciao, che questa vita l'ha dato Dio. Bimba! Ma prochi su corpo ha perduto su brio, chissà e su canto non se che si spau. Bimba! Un puzziro due Maria Teresa cau, ana faghere in che l'usudrio. Bimba! Si s'appaga una berugusa brama, fino a sinché lui hanno dana fama. Bimba! Bimba! Però da esa gente amo schio. Bimba! Final de sos poeti corvalores. Bimba! Si ideale de Gramsci s'ha seguido por su bene de manos e minores. Bimba! A su tempo de tia rosa su partido, vi su partido de esos tribagliadores. Bimba! O el solo de due mestieri, si de impresarios e de banchieri. Bimba! Bimba! Cade d'alento aia provvista. Bimba! No el
ciudades del tuin sal ruinas. Bim bam. No ti mette toccare as spinas e de diritto schilca conquista. Bim bam. Che non fi solo una buona artista, fi una buruesa saggia al feminas. Bim bam. E de luna rel già mi pare giusto, caottieri ad onorato gusto. Bim bam, baram, bim bam. Ha pensato in sos tempos modernos Bim bam. a creare benessere sociale. Bim bam. Però sorbener già destan eternos o cadentante correggere d'ogni male. Bim bam. De Carlo Marsi con su capitale de gran scisor famosos cuadernos. Bim bam. Caso bene giughia da in su coro d'ogni frase chinara da bale d'oro. Bim bam, baram, bim bam. I nottieri in coro la mulfissa. Bim bam. E gai sempre de lamentare preferi. Bim bam. Sidra saldigna selbista da missa, Sava magalla saduno e lizeri. Bim bam. Pero deo ispero i nottieri, calecuna gigante che aisa. Bim bam. Otta bessire incustati mora, prochisa fama prosigata ancora. Bim bam, baram, bim bam. Chi prosiga sa fama e su valore. Bim bam. In tutto canta gusta sarda terra. Bim bam. De poesia de cantos a tenore difendendo esa cosa verrà. Bim bam. Ma prima la pintesus assessore che onora su canto esa chitarra. Bim bam. Ma se stai dimenticato su viseddu che il nome che naschi tu per tu. Bim bam, baram, bim bam. E gusso spurunde denenderittu e de los ammentare da pambrama. Bim bam. Cagu sol verso ricama ricama, savama cana ispaltu in ogni sittu. Bim bam. Gai virastru cube due morittu, deo tieri immortala nasa fama. Bim bam. Ebbi deven pensare appunto il fissoso, che è il dovere di ammentare ai soso. Bim bam, baram, bim bam. Ottieri fininde naro
dien. Bimba. Su chi mi spassende in su che il vedo. Bimba. Ammenta e saviatta e cantareddu su cassa poesia iscritto in ien. Bimba. E ti deve esamentare d'ogni die caser mamme virastro e de cuveddu. Anoratus a prima grade cardea, recreatus a Sardigna intrea. Como bollasso un'istrinta in mano, so adios e restate sempre sano so. Bimba, barabimba. Torre Sagarabro su festivale. Bimba. Cacche la ogareia estuni spantu. Bimba. Ma si estora de vaghe savinale che celeste luvino gustu cantu. Bimba. Bosa auguro su Nadale santu. Chi luba se da stottu che na male. Bimba. E sannu no chienza giocundu e ponza paghe in tutto su mundu. Bimba, barabimba. Con i giovani un sono dei Tiesi, alla Torescanu, Celestino Mureddu, grazie infinita per la vostra poesia improvvisata, per questi versi, per queste ottave. Questo è un libro per voi. Grazie infinite, se avete ancora un applauso accompagniamoli. Grazie, accomodatevi pure, Celestino Salvatore. Beh, siamo arrivati in una parte importante, conclusiva di questa serata. Abbiamo lasciato per ultimo il canto a chitarra, le donne ancora una volta protagoniste che chiuderanno insomma questo appuntamento, l'abbiamo detto, il quarto di questo progetto che è iniziato ricordando Maria Teresa Cau, proseguendo con Giovanna Maria Loddoni, Maria Carta lo scorso anno e quest'anno Rosa Bianco, e questo è il progetto dell'associazione Cantadores Aquí Terra. Ecco le Sascantadoras, e quindi in questo caso due generazioni, è molto bello anche questo incontro. Tore Mazzau alla chitarra che ritorna, e poi le due voci del mondo femminile, quella di Cinzia Boi che per tanti anni nella sua carriera insomma ha calcato molti palcoscenici, tante gare, tanta esperienza, tanti incontri e tante occasioni insomma per interpretare questi patrimoni popolari del canto a chitarra. E tra l'altro Cinzia Boi, che è entrata subito insomma nel mondo delle gare, parlando con lei, visto che esistono tante occasioni di concorsi, manifestazioni come quelli alla quale aveva vinto e partecipato e vinto Milena Doppiu, che d'altronde insomma lei da quando è nata ha respirato questo canto, visto che suo padre è uno dei protagonisti di questo mondo, e nel 2015 aveva vinto l'Usignolo proprio qui a Ozieri, e quest'anno si è riconfermata con quella insomma che si chiama ormai la Coppa dei Campioni, delle campionesse in questo caso. E dicevo che invece Cinzia ha fatto un percorso diverso, direttamente sul palco, nell'esperienza con la gara, e non ha mai partecipato insomma alle manifestazioni, a questo tipo di concorso. È bello che si incontrano insomma due qualità vocali, due generazioni, e questa è anche una sorta insomma di proseguo di questo filo conduttore che speriamo non si interrompa mai, di questa grande tradizione. E sarà protagonista Tore Mazzau, con molta precisione accompagnerà e sosterrà con alcune voci, due voci di canto in re e poi credo anche dual muttos, e poi con questo si concluderà anche il nostro appuntamento. Cinzia Boi, Milena Doppiu.
saludoso caro tutta saita in trea e per passa tu sure tutta saita in trea tanto saludoso caro e per la sata in me e derisina arborea e per la in me tanto saludoso caro tutta saita in trea. Allora, dottore Marzau, Milena Doppio, Cinzia Boi, grazie. Ce l'avete un applauso ancora bello per lo... Grazie. Aspetta che vi diamo Greta, al quale va tutto il mio ringraziamento. Greta, vieni un attimo, vorrei solo aiutatemi a dire grazie a Greta che è stata preziosissima stasera per me, davvero grazie, mi hai aiutato molto. Grazie a tutti voi. Voi potete accomodarvi pure. Così io vorrei avere, se fosse possibile, Nino Manca e Gianni De Nanni. Vi vorrei avere tutte e due qui. Gianluigi, venga anche lei, venga. Venite qui sul palco perché vorrei chiudere e salutare il pubblico del Teatro Oriana Fallaci con voi e salutare i miei telespettatori della trasmissione Armonias in Viaggio. Allora... Dunque, aspetta che spostiamo, Gianluca è andato da quella parte, quindi va bene, penso io lo metto così, intanto. Ci troviamo di nuovo. Caro Gianni De Nanni, allora, insomma, tu fai parte, insomma, sei uno dei motori di questa associazione, perché insomma Nino è il presidente, ma anche tu. Siamo partiti? Allora, aspetta che forse, no, è a posto, è solo Giacomo che deve accedere. Prova? Sì. Giacomino. Giacomino, dove Eccolo sei? qua, Vuoi zittire perfetto, subito? perfetto. Allora. Stasera volevo parlare solo in veste di... Guarda, solo un minuto, perché stiamo chiudendo, sì, quindi non c'è tempo. Culturale Cantadores a Chiterra, la che sammentare che sono già 23 anni che siamo su, che isso è una
una sentenza, si mette a tutto usata di essa gara, del suo cantatore, tutto quanto. Su 23 anni che siamo in voga con questa associazione, abbiamo sempre tentato di mantenere il suo cantico a terra, abbiamo fatto i cola dei canti, quindi ancora la fa. E siamo qui che di mandare a dainante questa arte antica. E speriamo che i giovani siano e si avvicinano a questo cantico e a tutta la tradizione di Sardegna che hanno bendato per un mondo e per una regione di tradizione come bisogna in Sardegna. Volate domandate per te. E noi che la stiamo fornendo a mano, e speriamo che non sia gai. Abbiamo fondato questa associazione culturale, non me ne abbai del gai, non guardarmi così, questo quando la fine ti fai dare. Siamo partiti, parliamo due pellegrinos, ne non manca, in due. Siamo partiti in due, sono stati un po' su vagone già pronto, devo bisogna ancora. Non ha cambiato parizzo, ma noi andiamo sempre a dainante fino a canto non la sanno fare. Grazie per tutto quello che e fa. E auguri a Sai Femmina. Gianni, grazie. Sa Femmina Singara. Allora, chiedo, aspetta Gianluigi, una battuta, no? Prima del Presidente, vorrei una battuta. Insomma, noi abbiamo tentato di ricordare attraverso fotografie un po' della biografia e un po' con i poeti che hanno fatto molto, insomma. Mi pare che siamo riusciti, insomma, nell'intento di dare un impulso sia al mondo del canto, ma oggi ricordare Rosa Bianco. E così c'è anche una bella coincidenza, se mai esistessero le coincidenze. Sono stati citati altri 3 grandi figli di questa terra che sono Cubeddu, Pirastru e Morittu. Bene, Antonio Cubeddu era prozio di nonno, di Giovanni Polo, marito di Rosa Bianco. È una coincidenza, pensiamo che sia così. È bello veramente perché oggi vorrei sottolineare soprattutto la partecipazione dei giovani e delle donne, perché sono veramente le 2 categorie speciali e vorrei che tributassimo un grande applauso alle tante giovani artiste e tanti giovani artisti che si sono esibiti perché dimostrano la ricchezza veramente della nostra terra. Concludo così. Il canto e la musica riempiono il cuore e scaldano l'anima. Oggi hanno riempito il nostro cuore, hanno scaldato la nostra anima, dei presenti di chi ci ascolta da casa e riempiono il cuore e scaldano l'anima di tutta la Sardegna. Grazie. Allora, dottor Sosa, do il microfono a Nino Manca che si stanno già per partire i titoli di coda e quindi, però insomma un bell'impegno quest'anno ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine, siamo approdati ancora una volta con questo vostro impegno nel ricordare i grandi personaggi del mondo femminile. Rosa Bianco meritava questa serata e voi insomma siete riusciti a portare tutto, a muovere tutto il mondo del canto sardo, soprattutto quello femminile, per lei. Ma penso di esserci riuscito grazie a tante collaborazioni. La più importante è la famiglia. Quando ne abbiamo parlato con Gianluigi di questo mio progetto mi ha detto siamo contentissimi come famiglia. Grazie alla Regione Sardegna, all'assessorato al turismo che con la legge 7 nel cartellone folklore anche quest'anno ci ha finanziato un evento così importante oggi in Sardegna come Femmina Zingara. Grazie all'amministrazione comunale di Ozieri che ha creduto in questo progetto e ci ha aiutato tanto, anche l'amministrazione comunale di Cargeghe perché erano 2 date di un bel progetto. Grazie al pubblico presente qua che ama la tradizione, grazie a tutte le artiste e artisti che si sono esibiti in questa bella serata e anche voglio ringraziare chi si è esibito a Cargeghe, grazie a tutte le belle collaborazioni e un grazie di cuore a Ottavio Nieddu perché ha fatto tanto per questa serata. Grazie. Noi come associazione ci teniamo tantissimo perché è stata una famiglia meravigliosa, io conoscevo zia Rosa. Ho avuto anche l'onore e la fortuna di suonarci un paio di volte ad Ozieri in un paio di manifestazioni. Conoscevo un po' anche qualcuna delle figlie, ma non tutte. E ho conosciuto una famiglia unita con grande passione, grande armonia e ama ancora le tradizioni che aveva la nonna dei Zuganti Guachiterra e quindi come associazione io con Gianni assieme a tutti i soci regaliamo questo quadro che consegno a Gianluigi. Grazie, allora, grazie a tutti. Caro Nino, grazie a te
Anch'io naturalmente mi unisco ai ringraziamenti per tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per completare questa serata. Grazie mille a tutto il pubblico che è rimasto fino all'ultimo momento. Si vede che qui a Ozieri c'è una grande passione, insomma, per questi temi, quindi grazie del vostro calore, del vostro sostegno. Grazie a chi ci ha seguito da casa attraverso Tele Sardegna. L'appuntamento con voi amici è lunedì prossimo, saremo in diretta da Oschiri ancora una volta a questi patrimoni del canto a chitarra, e ci sarai anche tu naturalmente, immancabile. Ci vedremo lì e ci vedremo insomma no, a te no. Ci vediamo anche con voi lunedì. Grazie a tutti e buona serata, grazie infinite.